Il servizio di raccolta e spazzamento è attivo, ma la firma del contratto non arriva. Le imprese che si sono aggiudicate la gara d'appalto al Comune di Agrigento prendono tempo, e questo perché attraverso i loro legali sono impegnate nella fase di studio e approfondimento delle carte. Lo conferma Giancarlo Alongi, amministratore dell'Iseda, il quale spiega: ieri pomeriggio ci hanno inviato una nuova bozza di contratto e quindi serve leggere e capire bene. Il punto ruota attorno alla copertura economica legata al personale, in particolare i 14 operatori ecologici tagliati dall'organico e licenziati, per i quali il Comune di Agrigento è convinto invece che vadano integrati. Che per come leggiamo noi il bando che ad aprile, quindi ben prima che noi ci insediassimo, l'RT ha vinto, l'RT deve garantire la continuità a tutti i netturbini che lavoravano per la città di Agrigento. In questo momento questo non avviene, noi l'abbiamo già contestato all'RT, continueremo a contestarlo. Ovviamente l'RT ha un'opinione diversa, firmeranno, mi auguro, il contratto e dopo la firma cercheremo di capire come risolvere questo problema. Io non ho dubbi sul fatto che l'RT deve assumere queste persone, ovviamente queste persone licenziate si sono già rivolte al giudice perché ci sia un giudice che decida come va letto quel capitolato e quindi come andrà letto il contratto che ci apprestiamo a firmare. Noi aspettiamo da 15 giorni che l'RT firmi, ancora oggi siamo in attesa, la firma doveva avvenire ancora oggi ma è stata rinviata nuovamente di qualche giorno. Per il momento è caos, niente contratto, lavoratori licenziati che restano sul piede di guerra e quelli in servizio che incroceranno le braccia lunedì prossimo per rivendicare lo stipendio del mese di agosto. E sullo sfondo una visita, anche se non confermata, della Guardia di Finanza al Comune di Agrigento per stringere l'obiettivo proprio sulla complessa vicenda legata alla gestione dei rifiuti.